È notte fonda all'Olimpico di Roma. Il Cagliari perde 4-0 con la Roma e non ci sono giustificazioni per una prestazione, direi, inaccettabile contro gli uomini di De Rossi. E non vediamoci a prendere in giro, a pigliare. Ma abbiamo preso gol dopo un minuto, sarebbe cambiata la partita. Non ci sono giustificazioni per una Roma che è stata superiore su tutti i reparti, su tutti i punti di vista, tecnico e tattico, al Cagliari. E non dobbiamo trovare assolutamente giustificazioni. Un 4-0 pesante, un 4-0 che poteva essere anche di più. Un Cagliari brutto, un Cagliari in confusione, tremendamente in confusione. E personalmente, salvo trovare un giocatore da salvare, è l'unico Mina, che ha lottato e è riuscito a contenere per alcuni versi Lukaku. Per il resto un Cagliari brutto, un Cagliari in confusione anche come il suo allenatore, Claudio Ranieri. E sono sempre rimasto convinto e continuo a essere convinto che Claudio Ranieri sia l'uomo in più di questo Cagliari, l'uomo d'esperienza che l'anno scorso ha tracciato la strada per la Serie A e quest'anno siamo in Serie A. Però serve qualcosina di più, c'è troppa confusione, ragazzi. Incominciando dal modulo. Ricordatemi una volta quest'anno che con la difesa 3 il Cagliari abbia fatto bene. Personalmente non me la ricordo. La difesa 3 è improponibile. Come è improponibile anche togliere e tenere in panchina un giocatore che è stato tra i migliori in campo col Torino, Nicolas Viola. E continuo sempre a sostenere il fatto che il Cagliari, ragazzi, è una squadra con troppa quantità. Gli attaccanti non ricevono palloni. Non ricevendo palloni non si può pensare che Zappa e dall'altra parte Azzi possano fornire i cross per gli attaccanti, perché così ieri non è successo. Serve la qualità di Viola, la qualità del nuovo acquisto Gaetaneo e le incursioni di Zido Luvumbo. Ranieri ieri ha sbagliato totalmente la formazione e fa i cambi, dopo che non è che fa i cambi a fine del tempo dove eravamo sul 2-0, fa i cambi quando eravamo già sotto di 4-0, totalmente in confusione. E non deve essere esente da critiche il nostro mister, perché per il signore che è non lo vorrebbe nemmeno lui accetterebbe le critiche, perché le critiche devono essere costruttive, le critiche devono portarci a uscire da questa situazione. Ranieri, che considero il primo tifoso del Cagliari in assoluto, che ha a cuore la salvezza di questa squadra, deve capire che bisogna osare di più, bisogna cercare un modulo diverso, ripartire dalla difesa al 4 e dal trequartista e dalla qualità di Nicolas Viola, di Gaetano e da Zito Luvumbo, sperando di ritrovare il miglior Lapadula. Ragazzi, nulla da aggiungere, serve ripartire già sabato con la Lazio, perché la Serie A, come abbiamo detto più volte, non ci aspetta se giochiamo così. Fatemi sapere cosa ne pensate della partita di ieri, ragazzi, mettete un like al video, condividete e ricordate, ragazzi, anche quando si perde, sempre forza Cagliari.